Ecco, un momento anche importante, oggi vediamo la Valle dei Templi sempre al centro dell'attenzione con i notai di tutta Italia qui ad Agrigento. È una buona occasione in cui Agrigento si continua a manifestare come una destination che è preferita non solo la convegnistica, ma per tante buone iniziative. 3 giorni fa quel lancio e quel bel assist che ci ha fatto la Terragni, tra le località che dovete andare a visitare, ha detto in un sito molto seguito, ne ha indicato 5 e poi ha messo Agrigento Valle dei Templi. Brumotti che arriva. Ecco, mi piace pensare che tutti questi siano buoni segni. Sono buoni segni che in questo momento si scontrano con una criticità che la Sicilia sta vivendo e che mi auguro si superi nel più breve tempo possibile. Stamattina i giornali impazzano in uno scontro tra l'Associazione Nazionale dei Comuni e la Regione Siciliana in ordine al tema delle discariche. Al di là dello scaricabarile che oggi è lo sport preferito per tanti, non c'è dubbio che la Regione è gravemente indietro in questo senso, perché cosa si può dire di fronte a un fatto sacro? Agrigento che ha la discarica qui a Siculiana per quanto riguarda a 2 passi, per quanto riguarda il secco residuo, se oggi non avessimo avviato forzatamente in maniera veloce la differenziata, oggi la nostra città sarebbe sommersa dai rifiuti, come sta accadendo in tante città siciliane. Qualcuno potrà obiettare: sì, ma i rifiuti per strada ci sono. Sì, sono i rifiuti di tanti incivili che abbandonano il sacchetto. Per ciò che riguarda l'indifferenziato che non si è potuto prelevare proprio perché era chiusa la discarica, abbiamo già detto ai nostri concittadini che domani, domenica, faremo un'attività straordinaria in giornata di festivo pur di recuperare il tempo perduto. Tutto questo evidentemente non si sarebbe manifestato in presenza di una ordinaria condizione del sistema delle discariche.